Oggi ci accingiamo a preparare un piatto di gnocchi fatti in casa, i gnocchi di patate. Cosa utilizziamo? Circa 4 patate grandi bollite, un po' di farina, un uovo, del sale, la spezia, la saporita e un po' di olio. Questi ingredienti da parte sono per il sugo. Iniziamo a pelare le patate e ci prepariamo a schiacciarle. Abbiamo terminato, mettiamo da parte lo schiacciapatate e proseguiamo con la ricetta. Prendiamo un uovo, lo priviamo del bianco, mettiamo sulle patate, facciamo un pizzico di sale, mettiamo la saporita, che è un composto di spezie che utilizziamo in Sardegna. Prendiamo un cucchiaio e misceliamo il tutto. Adesso mettiamo un filo d'olio, un cucchiaio raso, così. Lasciamo riposare le patate, prendiamo un pentolino, versiamo dentro dell'olio, uno spicchio d'aglio, 2 piccole cipolle, un pezzetto di alloro, qualche fogliolina di rosmarino e un po' di timo. Mettiamo tutto a freddo, Abbiamo il nostro composto per il sugo. Metto i pomodori dentro al piatto, li tagliuzzo, adesso li schiaccio un po'. Facciamo il sale e lo lasciamo cuocere per circa un quarto d'ora, 20 minuti. Adesso prepariamoci a fare i gnocchi. Noi facciamo a occhio più o meno, lo vediamo al tatto. Mettiamo l'impasto sulla tavola e iniziamo a lavorarlo. Dobbiamo stare attenti che non assorba troppa farina. Ecco qua il nostro impasto di patate e farina. Andiamo a rotolarlo. Da noi la nostra tradizione è farli piccoli. Aggiungiamo farina e adesso li tagliamo. Ogni tanto lo pulite. Prima di prenderli aggiungete della farina e li fate rigirare su se stessi. Non vanno sovrapposti, mi raccomando, ma posizionati uno vicino all'altro. E proseguiamo così con tutti i pezzi. L'acqua sta bollendo. Gli mettiamo il sale, il profumo è veramente ottimo. Abbassiamo la fiamma dell'acqua e proseguiamo con i nostri gnocchi. Allora, 4 patate, circa 200 grammi di farina sono gli ingredienti che abbiamo utilizzato per fare questi 700 grammi di gnocchi di patate circa. Prepariamoci a cuocere i gnocchi. Ricordiamoci, appena salgono a galla sono pronti. Li versiamo direttamente nella zuppiera. Aggiungiamo un pochino di sugo sopra, del formaggio. Provvediamo a mettere gli altri gnocchi.
li misceliamo con la prima cottura. Mettiamo il formaggio, aggiungiamo qualche fogliolina di basilico fresco ed ecco pronti i nostri gnocchi di patate fatti in casa.